Bene, siamo tornati in diretta, ci ha raggiunto il consigliere regionale Orlandino Greco, grazie per essere qui, sta seguendo i dati. Come giudizio su queste europee e di queste comunali, lo scenario che va profilandosi in Calabria anche per le comunali, dal suo punto di vista qual è? La soddisfa, non la soddisfa, la preoccupa? Come movimento assolutamente sì. Abbiamo, soprattutto in provincia di Cosenza, siamo stati presenti con simboli e senza in 65 comuni su 67. Comuni dove abbiamo vinto, comuni dove abbiamo perso, comuni dove abbiamo fatto bella figura. Tengo a salutare da qua il sindaco IDM di Nocara, Maria Antonietta Pandolfi, che ha vinto, e tanti altri amministratori. Chiaramente l'analisi è un'analisi molto complessa, se vogliamo, sulle comunali. Il primo dato è che non ci sono i partiti. Noi siamo in una fase in cui arrende una città importante, che ha fatto storia. Le due forze politiche che hanno avuto il coraggio di metterci i simboli sono Italia del Meridione, Lega, l'ha fatto pure, devo dire anche 5 Stelle. Questa è la prima analisi, per cui tutto, io mi dispiace che i miei colleghi sono andati via, li ho ascoltati, e li ho visti anche prima molto velocemente. Ma come si fa a dire? Ah, quindi stava seguendo da prima? Sì, la stavo seguendo dalla mia segreteria con alcuni amici, ma come si fa a dire centrodestra e centrosinistra? Qual è? Dov'è? Cioè, qual è lo schema che vede a Corigliano, a Rossano e Montalto il centrodestra e il centrosinistra? Intanto non ci sono i simboli e quindi non si può dire, ma soprattutto non si può dire perché ognuno è libero di fare quello che meglio ritiene, quello che meglio crede. Quindi la prima analisi è che sono cose che vado dicendo da anni, finalmente questa è la riprova elettorale di una visione che, devo dire, con molta franchezza abbiamo avuto noi negli anni, dicendo che destra e sinistra ormai erano semplicemente delle esercitazioni filosofiche, e questa è la prova. Nei grossi comuni, alle amministrative, dove si formano le classi dirigenti, perché le classi dirigenti si fanno facendo i comunali nei piccoli comuni, non calate dall'alto, e quindi anche lì si può fare un'analisi dettagliata. Io potrei farla della Regione Calabria, potrei farla nel mio comune, cioè sulle europee, perché è tutto collegato. Sulle europee il 5 Stelle al Castrolibro prende il 33,6%, di questo circa 400 voti piglia la Ferrari, dopodiché sono voti dati alla lista, al simbolo, e la classe dirigente quando si forma. La stessa cosa vale per la Lega Nord, che ha avuto consensi smisurati. Salvini è lista, non c'è il voto dato al consigliere, e questo significa non avere una classe dirigente, e questa è la prima analisi sulla quale dovremmo raffrontarci. Vediamo se è d'accordo. Filippo, l'hai sentito? Non sono assolutamente d'accordo, gliel'ho già detto che non sono assolutamente d'accordo. Questo giustifica, caro Orlandino, questa transumanza elettorale. Questo tuo ragionamento giustifica la transumanza elettorale. Il PD dov'era, Filippo? Senza fare chiacchiere, il PD a Rente dov'era, Filippo? A Rossano e a Corigliano dov'era? Se le chiacchiere, transumanze e messaggi che mangi... Ma ci ha stufato questa storia qua, che non ci sono i partiti. Senza fare il maestro sempre, rispondo. Dov'era? A Rente, a Corigliano e a Rossano il PD dov'era? Dopodiché ragioniamo. E il PD parla col PD, io ti sto dicendo... Filippo, allora tu parli di transumanza, ma quale transumanza? Allora aspetta, parlo del PD. Allora, a Rende ti ho detto che c'erano i socialisti. A Rende ti ho detto che c'erano i socialisti. Per esempio. Quindi c'era una lista. Quindi voglio dire, non ho capito perché bisogna demonizzare la presenza dei partiti che vivono un momento drammatico. No, è il contrario, Filippo, è il contrario. Io non la demonizzo, io rivendico e voglio la presenza dei partiti, cosa che non c'è stata, perché ad oggi perfetto. Allora siamo d'accordo, perfetto. Filippo, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Quindi ci troviamo d'accordo, allora possiamo ragionare. No, nel senso che io non avevo capito io. Io sono perché, caro Orlandino, ci sia un discorso politico chiaro, perché il discorso politico chiaro, se non di schieramenti e di ideologie che purtroppo non ci stanno più, ma di idee, possa portare l'elettore a dare un voto convinto. Quando, voglio dire, non c'è questo, c'è quello che dicevo io, la transumanza elettorale.
5 anni prima erano con lo Iero, poi con Scoperliti, poi con Oliverio, mo lasciano Oliverio. Cioè, se è concepibile una cosa di questa natura? Questo io mi chiedo e vi chiedo, soprattutto a te. Mi pare che ci sei rimasto solo tu come ospite politico. No, c'è anche Delli Fabiani. C'è Delli Fabiani. Perfetto, Io mi sto battendo per la chiarezza delle idee, fuori dalla logica di centrodestra e centrosinistra perché non c'è più, però chiaramente lascia il segno quando in comuni importanti non esistono i simboli dei partiti e ci sono semplicemente alle europee, che poi sono voti, come dire, dati in un'immagine molto più grande, non sui temi e sui concetti. Ma io sono d'accordo che la chiarezza la deve fare da padrone. Sai che cosa succederà alla fine? Alla fine tutti i partiti saranno condotti. Quindi voi immaginate da qui a mezz'ora che Forza Italia avrà sindaco magari anche Astasi, probabilmente. Il PD dirà che Manna è il leader Max. Sarà così, perché comunque rivendicheranno un'appartenenza. E io ritengo che oggi il ritorno alla politica, come dire, anche alla dialettica, anche alla disputa politica è fondamentale. Scusatemi, ma dobbiamo collegarci immediatamente con Vibo. C'è Bonanno, ha un ospite accanto a sé. Maurizio, vedo tanti microfoni, tante telecamere. Che c'è? Che succede? Va bene così? Okay. Ci siamo? Sì, ci siamo, vai. Eccoci qua, Vibo Valencia, siamo con Maria Lima. Siamo ancora di proiezioni, ma mi sembra che il risultato possa essere più che... Sì, ancora è presto per poter dire, l'ho già detto, è meglio essere, perché ancora mancano parecchie sezioni da scrutinare. Credo che non abbiamo superato neanche la metà del numero questo, del resto si vive anche stasera un bel... La città ha risposto bene. Contenta per come stanno andando le cose, vedremo che... Maurizio, forse dovresti spostarti perché... È l'attesa, certamente. Maurizio? No, non riusciamo a sentire, allora deve esserci qualcosa che interferisce con la nostra frequenza. Serenità, certamente. E poi l'altra cosa è... No, è troppo frammentata l'intervista, non riusciamo a capire bene il senso delle cose che dice la candidata. Allora, chiamate cortesemente in bassa frequenza Maurizio, trovo un'altra postazione dove poter fare l'intervista perché mi pare che sia un campo... in quella zona le nostre frequenze vadano in tilt, c'è un'abbondanza evidentemente tra telefonini, altre telecamere, altre dirette, quindi diventa difficile. Avvertite Maurizio, rifacciamo l'intervista in una postazione magari più confacente a quelle che sono le nostre esigenze e anche in linea con le nostre frequenze. Gianluca, qualche altro dato? Allora, io sto facendo da spalla giornalistica, visto che non sono un politico, sono contento di questa nuova mia performance. Allora, no, perché mi piace come la stai vivendo questa esperienza. sì, capito? io mi sto divertendo, mi sono divertito durante tutta la campagna elettorale e continuo a divertirmi anche dopo. Allora, l'avvocato Manna 2545 voti, pari a 33,02%, scusate ma non si legge bene il messaggio che mi hanno inviato. Talarico 1555 voti al 20%, Principe 2036 voti al 26,40%, De Rose 609 voti al 7%, Tursi Prato 277 voti al 3,50%, Miceli 346 voti al 4,50%, Scalfari 95 voti al 1,20%, Tenuta 115 voti all'1,50% e Cafiero con 87 voti all'1,13%. È una bella gara. Quindi che dici?
che dico che il trend sembra essere confermato, che porterebbe al ballottaggio Manna-Principe. Il problema, come diceva il mio amico Orlandino, è sapere cosa succede dopo. Noi ce la metteremo tutta da semplici sponsor del sindaco Manna, però ovviamente ci sono un po' di candidati a sindaco che dovranno esprimere la loro opinione. Andiamo a rendere, andiamo a rendere. Su Gianluca voglio dire una cosa, perché Gianluca, da domani è un'altra partita. Esatto. È un corpo a corpo. Sì, sì, sì. I candidati incidono lo zero. È un'altra elezione, sì, è un'altra sì, elezione, è un'altra sì, sono elezione. d'accordo, sono d'accordo. Da rendere, Rosalba Baldino, vai Rosalba. Rosalba? Rosalba, mi senti? Abbiamo problemi di comunicazione? Che succede? Non so se riusciamo a... Siamo dalla segreteria di Sandro Principe, siamo a Rende. Come vi avevamo anticipato, Sandro Principe ancora non è arrivato in segreteria, anche se c'è davvero tantissima gente. È atteso, insomma, tra breve, anche perché di solito lui di solito aspetta dei risultati prima di arrivare e commentare i dati, vuole ragionare su dati certi, così ci dicono dall'entourage. E con noi Fabio Litparotti, che è tra i coordinatori appunto della segreteria, chiaramente si sta occupando della raccolta del dato elettorale. Lo ricordo, siamo a un quarto delle schede scrutinate e da quello che emerge, Fabio prima ci diceva, è sostanzialmente il risultato che ci aspettavamo. Sì, buonasera, assolutamente sì, è un risultato per il quale ovviamente ancora aspettiamo che ci sia un aggiornamento dalle operazioni di scrutinio. Per quelli che sono i dati in nostro possesso è un risultato in linea con le nostre aspettative, che ci dà ovviamente fiducia, e se il trend dovesse essere confermato avremo una buona base di partenza per affrontare il secondo turno. Naturalmente c'è bisogno di prudenza, come l'esperienza suggerisce in questi casi, per cui attendiamo fiduciosi che ci sia l'aggiornamento dei dati scrutinati. Che campagna elettorale è stata? Perché è una cosa che abbiamo chiesto un po' anche a tutti i candidati per avere un punto di vista e anche un giudizio più sereno oggi, insomma, campagna elettorale chiusa. Ma per quanto ci riguarda è stata una campagna elettorale, come ha ricordato più volte l'onorevole Sandro Principe, di un alto profilo, nel senso che ci siamo soffermati su quella che è la nostra visione e immagine di Rende, che poi di fatto è l'immagine e la visione che è stata portata avanti in tanti anni di amministrazione. Ci siamo soffermati sui contenuti, penso al tema dell'ospedale, dell'area urbana, penso al rilancio del parco acquatico, penso al rilancio del ruolo di Rende nell'area urbana. Non abbiamo offeso nessuno, non abbiamo denigrato nessuno, abbiamo semplicemente raccontato quella che è la nostra versione della politica nostrana, della nostra visione di città, e i dati che stanno arrivando hanno premiato molto probabilmente questo tipo di racconto che è stato fatto. Rosalba, ti devo fermare un attimo, Rosalba. Devo fermare un attimo perché abbiamo una esigenza di tempo. Diamo subito la linea a Maurizio Bonanno perché prima non siamo riusciti a sentire nulla del candidato a sindaco. Maurizio. Maurizio, adesso non abbiamo ritorno audio, mi date il ritorno audio per favore? Abbiamo un problema, non riesco a sentirla. Sentire Maurizio? Vabbè, ditemelo voi quando riusciamo ad avere un audio perfetto, quando riusciamo ad avere la possibilità di sentire per bene quello che dice la candidata a sindaco. Se è possibile, Rosalba, ti chiedo scusa, ma abbiamo dovuto far intervenire subito vivo, altrimenti perdevamo occasione di ascoltare la candidata a sindaco. Ti ridò la linea e
vedo ancora Maurizio, vedo nel monitor di servizio mi mandano continuamente cambi di inquadrature, di persone, di collegamenti, quindi non riesco bene a decifrare quale sia quello giusto. Andiamo adesso da Rosalba Baldino. Rosalba, se dovesse però ripristinarsi la linea da Vibo, chiedo scusa al tuo interlocutore, ma devo interrompere la linea. Grazie, a te. Sì, allora direttore, stavamo dicendo, e lo ricordo anche per i nostri telespettatori, che ancora Sandro Principe non è arrivato nella segreteria, anche se molto affollata, si sta procedendo alla raccolta del dato elettorale. Prima, insomma, della nostra interruzione stavamo parlando con uno dei coordinatori di questa attività, che è Fabio Liparotti. A lui stavo facendo solo un'ultima domanda, ed era questa: 9 candidati a sindaco, un voto quindi che si è molto frazionato. Voi l'avete, come dire, intesa come un danno, insomma, per un risultato che poteva essere invece più immediato? Ma un danno non direi, c'è stata da parte di alcuni candidati la scelta legittima, anche se non condivisibile, di presentarsi al corpo elettorale con una propria candidatura. L'onorevole Principe ha cercato all'inizio dell'anno, anche dalla vostra emittente, di lanciare l'idea di poter arrivare ad una sintesi del bene della città. Non è stato possibile farlo, per cui apprendiamo, insomma, i dati relativi al primo turno e ci auguriamo che ci sia questa possibilità di una maggiore responsabilità nel futuro immediato. Chi può essere l'ago della bilancia in un eventuale ballottaggio? Ma questo sinceramente adesso non lo so dire, dobbiamo aspettare dati più definitivi per poterci pronunciare. Bene, allora per il momento è tutto, poi noi ritorneremo in questa segreteria appena, insomma, arriverà Sandro Principe e sentiremo da lui l'analisi del dato. Chiaramente poi con il passare delle ore sarà un dato più definito e quindi avrà possibilità di un'interpretazione anche più dettagliata. Bene, grazie Rosalba. Un dato, intanto avete ripristinato il collegamento con Filippo o no? Ce l'abbiamo in linea? Chiamatelo per favore, perché se no non riesco. Allora, vi do una proiezione che riguarda Rende, così Gianluca vediamo se può in qualche modo smentirmi o essere d'accordo con me. Allora, in voti, Manna 7.300, Principe 5.800, 4.400 Talarico, 1.700 De Rose e 800 Tursiprato. In questo momento mi hanno mandato quasi 9.000 voti, quindi siamo al 45%. Quindi la mia è datata, diciamo, questa è... Sì, quello certo, siamo al 45% e danno 2.700 voti a Manna, 1.690 a Talarico e 2.167 a Principe, quindi più o meno si defila quel tipo di risultato. Dovrebbe essere un pochino di più per Manna, ecco, solo perché sono di parte e quindi devo ovviamente... Sì. Filippo, ci sei? Sì. No, vabbè, è stato Orlandino che, insomma, a un certo punto ha deciso che da buon stalinista mi ha cacciato la voce, capito? Stalinista no. Abbiamo un dato che riguarda Montalto Fugo, vai Francesco. Lo prendiamo da internet, naturalmente, dalla lista per Montalto che ci fornisce questa schermata di cui noi usufruiamo in questo momento, da cui si vede che Pietro Caracciolo, il sindaco uscente, viene dato, come vedete da questa elaborazione, al 48%, mentre Ugo Gravina, il suo principale competitor, è al 31,4%, quindi staremo ancora a vedere. Al momento si dovrebbe andare al ballottaggio. Quindi. Poi hai qualche altro dato, mi volevi dire? Abbiamo le definitive delle europee, a questo punto con tutti i voti, i calcoli fatti, insomma non ci sono più problemi, quindi sappiamo esattamente a questo punto quali saranno i deputati europei per la circoscrizione sud, che è quella che ci interessa, il Movimento 5 Stelle, quindi ne ha 5. Chiara Gemma, Laura Ferrara, Pier Nicola Pedicino, Rosa D'Amato e Isabella Dinolfi, anche 5 sono quelli della Lega, Matteo Salvini che potrebbe lasciare il posto al
primo dei non eletti che è Vincenzo Sofo, Massimo Casanova, Andrea Caroppo, Lucia Vuolo e Valentino Grant. Per il PD sono 4, Franco Roberti, Giuseppe Ferrandino, Andrea Cozzolino e Giuseppina Picerno. E per Forza Italia, vedete, Silvio Berlusconi che potrebbe lasciare il posto a Lorenzo Cesa, che quindi ritorna in augia, Aldo Patriciello, poi Fulvio Martuscello, Fratelli d'Italia ne prende una, Giorgia Meloni, ma potrebbe andare al suo posto Raffaele Fitto. Calabresi eletti alle europee? Calabresi Sofoce. Sofo. Forse, Laura non Ferrara. è che... Forse, Sofo. No, forse, sicuro. Salvini non può fare il ministro dell'interno nell'europarlamentare. Non ci sono dubbi su allora, questo. Sofo e Ferrara, eccoli qua. Invece Francia Apparente è stata eletta la sindaco uscente. Non abbiamo sentito, ma siamo contenti. E guarda, poi si vota a Gioia Tauro, non a San Ferdinando, si vota a Gioia Tauro. Purtroppo non abbiamo i però dati. non abbiamo dati ancora, no, su Gioia Tauro. No, non ce li abbiamo ancora. Che abbiamo il sindaco? Abbiamo il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, al quale vanno i nostri... Ah, Salvatore. Ecco qua, Allora, l'audio, per cortesia, alzatemi l'audio perché non sento la telefonata. Allora, c'era prima una interlocuzione tra Orlandino Greco e Filippo Veltri. Poi mi ha cacciato la voce, mi ha cacciato. Da stalinista che non sono, che non sono mai stato. Orlando, io, a parte le battute, la mia preoccupazione in vista proprio delle regionali, visto che Francesca Iello ha sollevato il problema prima, è una sola, che dietro una difficoltà dei partiti, dietro una difficoltà nello stabilire anche, come dire, linee di demarcazione, possa poi nascondersi quello che io, come te e come Attilio, come Francesco, come Udellì, stiamo vedendo in questi giorni, in queste settimane, che comincia la transumanza. Ora questo allontana poi la gente, cioè il dato della partecipazione al voto della Calabria anche a queste europee testimonia che questa fa aumentare la disaffezione. Cioè ci vuole chiarezza, secondo me, ma non che uno non può cambiare idea, certo che può cambiare idea, ma lo dica in maniera chiara e subito, senza aspettare che ci siano, come dire, chiarificazioni nel quadro politico regionale o nazionale, e poi si regola a seconda, diciamo, degli stati, come dire, degli stati contingenti. Fidi, questo è il mio. Dopodiché i partiti vivono una grande difficoltà. Ma perché i partiti vivono una grande difficoltà? Probabilmente perché vivono qualcuno... Orlando, però se facciamo una trasmissione sui partiti ci vogliono 3 mesi, non 3 giorni. Non lo consento perché devo andare avanti con i dati, con la trasmissione, mica possiamo parlare dei partiti. I partiti sono in crisi per tanti motivi, per quelli che sappiamo, perché sono allontanati dai problemi della gente, perché hanno pigliato in mano altre strade che non siano quelle del collegamento fra l'opinione pubblica e le istituzioni, eccetera, eccetera. Diciamo solo una parola, perché ho fatto il sindaco e faccio l'amministratore. I partiti sono scomparsi nella misura in cui il sindaco, che non aveva più la mediazione dei partiti, decideva e disfaceva qualsivoglia atto amministrativo e politico. La volontà di chiudere i partiti è stata della politica e soprattutto è stata dei vertici della politica. Quando i partiti finiscono e ognuno sono battitori liberi, succede non transumanze di più, perché metti in conto che c'è gente che si sente che si voleva mangiare il mondo e non è stato capace neanche, perché gli è stato impedito di poter decidere o dare, come dire, quantomeno lasciare una traccia, il proprio passaggio. Chiaramente quello è indicativo. All'interno dei partiti una volta questo c'era. Io ritengo che si debba ritornare alla politica. Le europee sono indicative di quello che è un malessere che è stato comunque saputo interpretare attraverso lo slogan, attraverso la velocità, attraverso tutto, da fenomeni come 5 Stelle e Lega. C'è un dato, 5 Stelle e Lega, che sono forze di governo, che devo dire in un anno non hanno certo brillato di cose fatte,
sono stati capaci di passare dal 50% al 51,3% e lo fanno senza schema politico. Chiaramente lo fanno con il discorso del contratto, ma lo fanno perché nel linguaggio, come dire, contemporaneo di velocità sono bravi a intercettare un consenso che è volatile, chiaramente, ma che c'è? Ti devo fermare, perché dobbiamo tentare ancora una volta di collegarci con Vibo, dove c'è Maurizio Bonanno, vediamo se questa volta saremo più fortunati. Bene, va bene. Vai Maurizio. Ci siamo? Ecco qua. Insieme a me c'è anche il senatore Mangialavora. Iniziamo da Maria Limar e vogliamo conoscere le sue sensazioni in questo momento. Certamente sono sensazioni di fiducia, perché sembra buono. Aspettare i risultati definitivi, non abbiamo delle schede, quindi bene essere prudenti. L'esperienza è assolutamente d'obbligo. Però qual è? Cosa si percepisce? La sensazione è di un clima generale di fiducia registrato accanto a noi, un clima abbastanza di serenità all'altro, e soprattutto quello che dobbiamo dire è un grazie veramente alla realtà e ai cittadini che hanno dimostrato consapevolezza. Sono veramente una bella cittadinanza quella di Vicenza. Io credo che comunque vada il momento elettorale, la città di Vibo, grazie a questi cittadini, elevarsi rispetto a quella famosa storia. Al tuo fianco il senatore che ha voluto questa candidatura, che potrebbe, abbiamo ancora il cardinale, portare prima donna a Palazzo Luigi. Sì, grande Peppe veramente un grande, a lui sempre, non è un vero leader, da dire, davvero un vero leader. Sentiamolo il senatore. Vuole bene, si vede, no. Questa squadra che abbiamo, siamo 8 protagonisti, tutti con lo stesso merito, abbiamo lavorato tutti quanti al massimo delle nostre possibilità per realizzare quello che sembrerebbe si stia realizzando in queste ore. Naturalmente, come diceva Maria, ci vuole calma, ancora siamo a metà delle schede, siamo un attimino, siamo fiduciosi, diciamo, però naturalmente dobbiamo aspettare, quindi qualche ora di pazienza, se Dio vuole Vibo avrà il primo sindaco donna, e che donna. Senti, c'è stato un rischio politico che è assunto, è stato un impegno importante. Arrivare a questo risultato? Arrivare a questo risultato è una conferma che il lavoro paga. No, ci abbiamo creduto, abbiamo fatto le cose per bene dall'inizio, non abbiamo, ripeto, in questa campagna elettorale infuocata negli anni a livello personale, insomma, onestamente proprio brutta, abbiamo sempre mantenuto calma, non abbiamo ceduto a nessuna provocazione, abbiamo continuato a parlare del programma, quello che vogliamo realizzare da domani, fra 15 giorni, qui a Vibo. Direttore, non so se hai qualche domanda allo studio. No, va bene così, perché abbiamo ancora, deve essere il tuo telefonino che crea problemi all'audio, dovresti spegnerlo, Maurizio, perché crea problemi evidentemente di frequenza. Grazie. Aspettiamo poi i dati ufficiali e ci aggiorniamo da qui. Grazie, andiamo avanti. Dovremmo adesso avere la riconfermata sindaco di Roseto Capospulico, Rosanna Mazzia. Sentiamola ai nostri microfoni. Arriva. Un po' di pazienza e arriva, Arriva subito. Il primo pensiero è un ringraziamento ai miei concittadini, alla mia famiglia, a tutta questa comunità che mi sta intorno, che non è solo quella di Roseto e che ha tifato per me anche dall'esterno. Tanto lavoro, tanta serietà e tanta dedizione. Prima voglio dormire.
E poi abbiamo l'estate da preparare, da noi è già iniziata il 21 maggio, quindi siamo in corsa, abbiamo da prepararci per l'arrivo dei nostri ospiti. Ci predisponiamo, abbiamo già iniziato le azioni per la prossima, quindi non ci siamo fermati un attimo. Bene, l'estate però, voglio dire, poi, cioè, qui non l'abbiamo ancora vista, comunque. Qualche dato hai? A proposito di Corigliano, dico alla regia di mettersi in contatto con il nostro Gianluca Pasqua per sapere in quale zona tra Rossano e Corigliano si trova, per darci qualche aggiornamento. Tu hai qualche dato, Francesco, su Rossano? Quindi vedo tutto e sull'Eco dello Ionio rilevo questi dati. Al momento Graziano viene dato al 31,07%, Promenzio al 42,14%, al 27,86%, ecco, 4.214 sono i voti, e Stasi invece al 41,06%, questi sarebbero i voti, quindi Stasi e Graziano sarebbero al momento i due candidati che potrebbero andare al ballottaggio. Questo è l'Eco dello Ionio. Senti Filippo, come vedi la performance dei Popolari per l'Italia? Perché Deli Fabiano, la segretaria, diciamo, l'ha messo in piedi in poco tempo questo partito qui. Vabbè, ha avuto coraggio, perché lei ha sottolineato una cosa di cui poi in questo Bailam anche noi oggi ci siamo scordati. Ha detto una cosa nei suoi interventi che è fondamentale e che poi spiega anche, caro Orlandino, quello che dicevi tu. Il ceto medio in Italia non soltanto non ha più voce, Caradelli, il ceto medio è quello che si è impoverito in questa lunga transizione italiana. Dato che si è impoverito, a un certo punto si è preso pure di paura. Si è preso pure di paura per fatti veri o per fatti che erano solo percepiti. E questo spiega anche questo sommovimento che è in atto, politica elettorale. Io vorrei che su questo sia Orlandino che Delli dicessero la loro, perché non soltanto Delli, non so se è chiaro quello che dico, si è materialmente impoverito. Perfettamente, il ceto medio è impoverito completamente e non trova, come dicevo, più riscontro in partiti politici o in strumenti politici, strategie politiche che possano dare speranza. Ormai diciamo, il distacco fra ricchissimi e poveri è sempre più netto. C'è questa classe media che in Italia è la classe dei lavoratori, è la classe che ha fatto l'Italia, è quella famosa gente per bene che ha tenuto in piedi un'Italia, l'ha tenuta con forza, con sacrificio, andando avanti. Questa classe è completamente scomparsa. Allora è giusto quello che dici, Filippo, io condivido, c'è stata una paura incredibile di perdere, è come se la terra che ha sotto i piedi venisse meno e quindi c'è un capovolgimento, un disconoscere completamente quelli che sono le abitudini, quelle che sono i percorsi a cui eravamo abituati seguendo i partiti politici, per cercare di capire adesso, di ristudiare la situazione in tutti i suoi termini per capire come trovare spazio. E allora in questi casi all'inizio cosa si fa? Il cambiamento, si fa il cambiamento. Ecco perché io credo fortemente che in Italia c'è bisogno di una classe moderata, c'è bisogno di un centro, c'è bisogno di un centro che occupi gli spazi necessari fra il PD e la Lega. Un centro che riesca a ragionare in termini costruttivi, che forti dei valori di sempre, al di là della sinistra e di destra, un centro che va dal PD alla Lega, secondo me, un centro moderato che ridia agli italiani quella fiducia e quella voglia di sperare in un futuro e che dia soprattutto ai giovani quell'ideale e quella speranza che abbiamo distrutto. Non è d'accordo Orlandino, mi sembra? No, probabilmente è giusto che ci sia un centro, ma se noi analizziamo i dati in modo rigoroso, quello che è scomparso completamente in queste elezioni europee è il centro. Perché ha lavorato male. Se consideriamo che la Lega e i 5 Stelle insieme arrivano quasi al 52%, c'è un 50% di astenuti, il PD che ha recuperato chiaramente spazi a sinistra arriva al 22%, alla fine rimane quel poco di Forza Italia, ormai scomparsa all'8,6%, e Fratelli d'Italia che è arrivato sì a 6 punto qualcosa per cento, ma è arrivata
facendo un'operazione di innesti di forze come dire, autonomiste, ma che chiaramente Fitto non è Fratelli d'Italia, poi se lo diventerà, e anche okay, localmente, no? Nesci non è Fratelli d'Italia, se lo diventerà, ok, ma chiaramente oggi c'è la necessità di un ritorno alla politica, alla partecipazione alla politica, perché guardate, lo dicevo stamattina ai miei collaboratori, il voto della Lega sul sito non può rimanere, se basta vedere quello che era il PD con un partito strutturato che era al 40,3% qualche 5 anni fa ed ora è sceso al 17% e poi è arrivato questa volta al 22%. I partiti populisti che come dire, che gongolano sulla fotografia, sul like con la foto di Salvini e con l'arancino, questo non è politica, questo è altro. Allora dobbiamo ritornare alla politica e ritornare alla politica significa affrontare le tematiche in campo nazionale e europeo e non solo. Io ho scritto qualcosa sul Quotidiano, contestato da taluni personaggi, ma voglio dire, il tema vero è che cosa c'è in queste elezioni europee, caro direttore, ma in tutti quelli che sono venuti in televisione hanno chiarito di che voto era, quale Europa volevamo, che tipo di strategia c'è, cioè non si è parlato di nulla. Questo è il grande tema che poi allontana dalla politica, magari avvicina al consenso, ma allontana dalla politica, e lo sforzo è quello di ritornare alla partecipazione. Ma questo un bagno di umiltà lo dobbiamo fare tutti, a partire da noi che abbiamo avuto e abbiamo compiti di governo, un bagno di umiltà che passa attraverso la partecipazione. Vabbè. Sì, io volevo dire che sono stati proprio gli errori di quella classe politica moderata, centrale. Il populismo nasce non perché vuole nascere il populismo, per gli errori di una sinistra, di un PD che ha fatto scomparire la classe media e che ha causato danni a tante categorie sociali. Come dicevo prima, non voglio ripetermi, ma molto velocemente, i cittadini sono sempre... Non è stato solo il PD. Ma non facciamo un'operazione di verità. Anche Forza Italia. Analizziamo il dato di Forza Italia. Scusate, non ho dato, io Forza Italia l'ho attaccata prima, per gli errori che Forza Italia ha fatto. Quindi, no scusami Orlandino, io credo che adesso ci sia bisogno di un centro moderato che riprenda la politica, come dici tu, che c'è bisogno di partiti, di politiche, ma che ci sia questo bisogno in una parte moderata e centrale, che non sia né il PD né la Lega, perché ovviamente la Lega non potrà, secondo me, continuare ad andare in questo modo, perché c'è tutta una classe che anche, diciamo, da tutti i punti di vista, poi Forza Italia dovrebbe farsi un bagno d'umiltà e capire tutti gli errori che ha fatto. Scusate, io devo collegare... Scusami, a te, il signor Campolongo che ci sta seguendo da Milano ci manda i saluti. Grazie. No, invece io devo dire a Gianluca, che è un carissimo telespettatore, una persona che stimo molto, dice a un certo punto: mettetevi l'anima in pace, sta nascendo la nuova democrazia cristiana. Quindi Gianluca, vedi che tu sei... E chi è? Chi sarebbe la nuova democrazia cristiana? Non lo so, poi ce lo... Mi sa che non si analizzano bene i dati e nessuno ha analizzato i dati. E poi il mondo cambia, non si può ritornare indietro completamente. Alle europee si vota di pancia, il mondo è in evoluzione, non di concetti ideologici, cioè, secondo me questa cosa non è chiara. Forza Italia, il dato di Forza Italia, 8,4%. I voti di quella parte organizzata dell'UDC. Berlusconi ha preso 181.000 voti. Domani o postdomani Forza Italia già oggi non c'è, domani non ci sarà più, perché regge solamente sul carisma che ancora ha un personaggio di 82 anni, quindi dobbiamo capire che il mondo è cambiato e anche il linguaggio, lo stereotipo politico è cambiato. Direttore, posso sì. Sì. Cioè, io rimango, e appena hanno battuto una notizia di una novità assoluta, un sindaco giovanissimo di 91 anni che si chiama Ciriaco De Mita è stato eletto di nuovo sindaco. Allora, io rispetto le idee dei miei, che io non sono miei colleghi perché io non sono un politico ovviamente, però perché Salvini vince ve lo dovreste chiedere voi politici, perché ha detto che faceva la...
Voi io professore universitario, io sono tu sei candidato, lo stai facendo esattamente scusatemi, però non faccio parte di un'organizzazione, non faccio parte di un partito, sono un cittadino che si è prestato alla politica come polissetica, l'ho detto all'inizio, non c'eri Orlandino, l'ho detto appena abbiamo aperto la trasmissione, però oggi perché quello a Consensi? Perché ora io della classe media mi sono scocciato, voglio solamente i fatti. Non vado più dietro alle promesse. Orlandino, tu sei... Quindi l'ha fatti i fatti in un anno? Sì, alcune cose sì. Quale? Per me. Io non sono della Lega. In Calabria? In Calabria. No. Allora, qua voi state facendo una cosa di principio, non la caliamo in Calabria perché se parliamo della nostra realtà finiamo tutto. Però io da classe media ovviamente sono perfettamente d'accordo con la professoressa Fabiano, è una classe media distrutta che ha bisogno di punti di riferimento. Questi punti di riferimento non si fanno più promettendo qualcosa ma facendola. Non si fa più, ovviamente non è per la professoressa Fabiano, stiamo parlando dei grandi partiti. Non ho mai avuto ruoli certo. che mi hanno permesso. Ma infatti io non sto attaccando la singola persona, né tantomeno Orlandino Greco che ha sempre operato come dire, direttamente sul territorio, però né tantomeno io mi sogno, perché la battuta sulla democrazia cristiana, mica mi sogno che ritorni la democrazia cristiana, ci mancherebbe. Io sogno solamente che ci sia finalmente qualcuno che costruisce piuttosto che demonire e demolire quello che ha fatto il predecessore solo perché l'ha fatto il predecessore. Se non si chiama democrazia ti posso parlare dei Popolari per l'Italia. Mi viene a trovare e ne parliamo. Se poi la chiami democrazia cristiana, io ho detto che il mio primo voto è stato della democrazia cristiana, ma no, ci mancherebbe. Scusate, io invece devo sapere qual è la situazione a Corigliano Rossano, vedo Gianluca che finalmente l'hanno rintracciato i nostri e quindi lo vediamo in perfetta forma, finalmente avevamo perso le tracce. Gianluca. No, ritorno. Eccomi. Direttore, buonasera. Sì, mi hai rintracciato. Non è facile, perché sì, è un'unica grande città, appunto perché è grande ed è separata, anche se unica, è difficile fare la spola fra Corigliano e Rossano. Un po' di tempo ci vuole. Poi la 106 ne parleremo dopo magari con Fabio Pugliese, che sarà con noi negli studi di Rossano, è sempre la 106 e sarà uno dei compiti del nuovo sindaco di Corigliano Rossano, quello di spronare le istituzioni a fare qualcosa di meglio per questa strada che ancora non è proprio l'arteria che tutti i calabresi si aspettano. Detto questo, tornando alla questione elezioni, siamo nella segreteria politica del candidato Luigi Promenzio, c'è un bel po' di gente, non c'è il candidato, però si segue con trepidazione quello che viene proiettato sullo schermo alle nostre spalle. Intanto noi abbiamo un dato che si riferisce alle 18 e che coinvolge le 74 sezioni in una lettura naturalmente parziale e vede Stasi primeggiare con 6.208 preferenze, il 41,06 di percentuale, Graziano con 4.698 preferenze, 31,07 e Promenzio 4.214, 27,86%. Però c'è un però perché proprio ci facevano notare dalla schermata alle nostre spalle questa forbice fra Graziano e Promenzio è molto ridotta se si vanno a considerare più sezioni che riguardano Corigliano Rossano, che riguardano la città di Corigliano in particolare e dunque c'è uno scarto di decine di voti fra Graziano e Promenzio e si va verso una battaglia avvincente nelle prossime ore per capire chi potrà andare, sempre se sarà confermato il dato relativo a Stasi, al ballottaggio appunto con il candidato Flavio Stasi, perché questo sembra l'andamento dello scrutinio iniziato alle 14, ripetiamo, non sappiamo qual è la situazione nelle decine di sezioni dove ancora alle 16:30 non erano iniziate le operazioni, però naturalmente seguiremo nelle prossime ore, prima da Corigliano e poi da Rossano dal nostro studio, l'evolversi della situazione. Do un dato, Filippo, tu questo non lo sai forse, Lucano è escluso anche dal Consiglio Comunale, lo sai, no? Sì, lo sapevo. Tutti gli amministratori... Se tu non mi hai fatto parlare sul Riace, però mi state per dire...
Mi impedite di dire le cose, mi impedite. Questo non va bene, E questo non va bene, bravo Orlandino, non va bene questo. Solo che su Riace sicuramente non saremo d'accordo, però vai, io ti ascolto volentieri. Allora, no, sì, Lucano, guardate, il dato di Riace è un dato che è significativo, perché non riguarda soltanto le politiche dell'accoglienza, riguarda qualcosa in più. Io volevo dire una cosa. Lucano non è stato eletto, ma a Lucano non è stato possibile fare campagna elettorale a Riace, perché aveva il divieto di recarsi nel suo paese, tant'è che ci è andato semplicemente per votare. Questo potrebbe non giustificare il voto totalmente, il voto di Riace, però apre un problema di discussione che secondo me è dinanzi a noi e che riguarda che cosa? Riguarda quello che noi riusciamo a trasmettere, la percezione che noi abbiamo dei fenomeni e poi quello che invece si vive realmente nelle comunità. Punto essenziale. Volevo poi aggiungere rispetto alle questioni che avete detto, Caradelli, magari il problema fosse solo del PD, magari il problema fosse solo di Forza Italia. Il problema è che ci sono stati partiti organizzati, perché la Lega è un partito organizzato. La Lega non è un'invenzione dello spirito, è il partito più vecchio che c'è attualmente nel panorama politico italiano, più vecchio nel senso di sua vita, perché a un certo punto è saputo interpretare questo passaggio di fase. È una cosa che dura, che non dura, non lo sappiamo, non abbiamo la sfera di cristallo. Ora è così, ma è un partito organizzato, caro Orlandino, non è una cosa generica, è un partito organizzato che ha una sua linea politica, ed è una linea politica che io non esito a definirla una linea politica di destra, perché questo è. Non è vero che non c'è più, cioè è scomparso tutto, destra, sinistra. La linea politica della Lega è una linea politica di destra. L'hanno saputa interpretare, hanno ottenuto i voti. La linea politica di Fratelli d'Italia è una linea politica che è confusa? No, è una linea politica di destra. Quelle che non hanno saputo interpretare bene quello che accadeva sono i partiti, diciamo, di cui abbiamo discusso, ahimè. Questo è il punto essenziale. Bene. Questo chiaramente sai come la penso. Come dici, non ti sento. No, sai come la penso sulla vicenda destra e sinistra, perché potremmo discutere ore e ore, non è il caso stasera, ma no, per dire facciamo un dibattito nella tua Castrolibero, no? Come? Però... Pronto? Facciamo un dibattito, dico, nella tua Castrolibero, stavo dicendo. Assolutamente sì, no, sarebbe importante farlo anche qua dare uno spaccato, e lo faremo a breve. Come una proprio il tema deve essere contro il populismo e il ritorno alla politica. Destra e sinistra... Dobbiamo buttarci un po' di più tutti quanti. No? Sì, assolutamente. Però scusatemi, se si fa un'analisi di questo tipo complessiva, non possiamo tralasciare un aspetto centrale, secondo me, che riguarda la narrazione della politica. È cambiato il modo di percepirla, sono cambiati gli strumenti attraverso i quali si diffonde il messaggio della politica. Allora la Lega, il Movimento 5 Stelle hanno capito prima di altri che l'elettore è cambiato. Io dico una cosa forte, ma l'ho sostenuta anche nel mio ultimo libro, non voglio citarmi perché non mi piace. Il cittadino elettore è diventato un consumatore, consuma idee, consuma immagini, consuma sogni, consuma tutto ciò che oggi viene prodotto, e i partiti, i nuovi partiti, la Lega è sicuramente un partito storico, il più storico attualmente che c'è nel panorama nazionale, però si è modernizzato immediatamente, perché Salvini è un grande comunicatore, si può dire tutto, ma è un grande comunicatore, uno che sa come parlare alla gente, parla alla pancia della gente, tutto quello che volete, però oggi il messaggio politico segue il cittadino. Un tempo era il cittadino che doveva
come dire, per conoscere le dinamiche della politica doveva frequentare i luoghi della politica. Oggi non ci sono più luoghi della politica. Sì, diretto, la velocità, oggi c'è, come dire, lo smartphone, che è la piazza virtuale sempre pronta, costantemente. Scusatemi, e vi dico un'altra cosa, perché noi viviamo in una costante campagna elettorale che non finisce mai. Anche adesso che noi stiamo analizzando il dato elettorale, ci sono già centinaia, migliaia di messaggi che passano sulla rete, che coinvolgono, che progettano, che guardano, che stuzzicano, che invogliano, che coinvolgono. Sono messaggi veloci, non sono progetti, messaggi non veloci, idee. sono messaggi veloci. Salvini spende 45.000 euro a settimana, in quest'ultima settimana, per la gestione della sua pagina Facebook. Il problema è, questo è stato quello che ha inventato Casaleggio. Oggi quel mondo, quell'elettorato che ha votato 5 Stelle ha detto no perché non ci convince. Non ha avuto il coraggio perché non c'è un'offerta politica seria, e quindi ha fatto un cambio all'interno di quella coalizione. Ma davvero noi immaginiamo che il voto preso da Salvini e da 5 Stelle è un voto dato alla capacità e alla positività del governo? Ma c'è differenza, il populismo è quello dei 5 Stelle, cioè c'è differenza. Come diceva Filippo, la Lega è strutturata come partito. A nord, certo. Però ha un'organizzazione di partito, ha una mentalità di partito. Devo mandare la pubblicità. Filippo, scusatemi se io però adesso devo andare a scrivere, quindi un po' vi devo lasciare. Vabbè, noi ci salutiamo, però io ho introdotto... Però Orlandi hai pigliato l'impegno, Orlandi. Ti do la data e guarda, entro domani ti darò la data. Il tema è contro i populismi, il ritorno alla politica. Perfetto. Un abbraccio e un saluto a tutti. Un abbraccio. Ciao Filippo, io ho introdotto quest'altro elemento che secondo me è centrale nell'analisi complessiva. Sono cambiati termini anche nell'approccio ai messaggi della politica. Oggi basta una foto, Salvini che sta col panino in mano, e già quello è un messaggio che coinvolge, che entra, che buca l'attenzione. E quel messaggio, direttore, che soluzione dà ai problemi? Nessuna soluzione, perché questa è una politica che non dà soluzioni. Questa non dà soluzioni. Questa è una politica preoccupata di un solo obiettivo: rimanere sulla scena, occupare la scena e accendere i riflettori. Mando la pubblicità, scusami Gianluca. Io devo andare via, saluto con una battuta perché dopo vado via, è un po' come la Juventus. Salvini è un po' come da Juventino lo posso dire, io sono interista. Io sono interista. La Juventus vince solamente per demerito altrui. Allora, Orlandino, ci dobbiamo rimboccare le mani. Signori, la pubblicità, a più tardi.